Cari ascoltatori, benvenuti nella puntata di Veneto 1 Classica, una puntata direi straordinaria, perché dagli studi di Radio Veneto 1 abbiamo un ospite di grande valore, un pezzo di storia, diciamo, organistica del Veneto e rappresentato poi in tutto il mondo, la nostra forza artistica. Abbiamo qui il maestro Sergio De Pieri. Grazie per questa introduzione, non aspettavo così tante belle parole. Porca miseria, non si scherza qui. Ma qui non si scherza, ma con un ospite come te. Grazie comunque, grazie. Sono anch'io contento di essere qui con voi. Beh, siamo noi intanto a ringraziarti di essere venuto qui. Ma insomma, potremmo iniziare con un curriculum, no? Poi tra l'altro enorme, perché insomma hai una carriera alle spalle che... Però i nostri ascoltatori sono curiosi di sapere quando hai iniziato, chi ti ha dato il là iniziale, i tuoi genitori oppure un caso fortuito? È un caso fortuito, io penso proprio a quello che mi hai detto tu. Stavo andando all'asilo, mi mandavano a scuola, dico all'asilo a piedi, avevo un paio di chilometri dalla mia casa e c'era una casa che sentivo passando un giorno, due, sentivo un suono bellissimo che veniva fuori da un piccolo balconcino lì, in mezzo agli alberi. Mi fermai e non so, ma senti che bellezza, dico, ma cosa sto? E me lo sono messo in testa. Poi passa il tempo, passa ancora un anno, due. Ero sui 5 anni adesso all'asilo e non ho sentito lo stesso suono. Vicino all'asilo c'era una villa e si sentiva una villa storica, veneta, bellissima, con anche un bel fiume vicino che passava e andava un affluente del Sile. E ho sentito ancora questi suoni. E poi mi dicevano che c'era una ragazza che studiava il pianoforte. E quello sarebbe stato il pianoforte per me. Era il pianoforte che ancora non riuscivo a immaginare lo strumento. Da lì sono partito con la musica. Bellissimo questo inizio, questa poi fantasia che ci poi fa. Siccome dopo io ero anche il chierichetto nella chiesa, avevo anche una voce abbastanza bella di soprano e cantavo con il coretto della chiesa mia, no? E lì ho avuto un altro colpo. Il primo vespero di pomeriggio, di domenica pomeriggio, ho sentito l'organo. Vedevo queste canne, questo organone, ma non avevo mai sentito, e di colpo ho sentito l'organo. E quello è stato uno shock tremendo, perché ho sentito dei suoni, non ti dico stupendi, ma la continuità del suono, no? Questi accordi che si ripetevano, era una cadenza, uno che sa la musica un po', facevamo la cadenza perfetta, primo, quinto, cioè la tonica e la dominante, e andava giù sulla tonica, e la dominante do, sol, ma con l'armonia grossa. E questo qui perché non erano tutti attaccati i suoni, mentre il pianoforte, che mi ricordo, sentiva la percussione, invece qua, e stava fermi. E questo, caro mio, ma dico, questo è lo strumento che voglio suonare anch'io. E allora tra questo e quello ho cominciato. Quindi tu sei conosciuto in tutto il mondo come, insomma, un organista straordinario, eccetera. Però la mia passione era il pianoforte, capisci, perché prima
prima di tutto. I primi suoni l'ho avuti. Poi un altro shock l'ho avuto sempre passando vicino a questa casetta. Ho sentito l'orchestra. Mamma mia, dico, non riuscivo a capire questi suonerini del violino così acuti. Ma cosa sono? Mi sembrava le fischi di un venticello. Ma cosa? Non riuscivo a immaginare. Finalmente mi hanno detto che erano i violini. Forse il violino. E dopo che l'ho sentito ho capito cos'era il violino che avevo sentito. Anche lì è stato un colpo tremendo, no? Sentire l'orchestra. E così è stato il mio inizio alla musica. Cioè un colpo, ma diciamo un amore sì, a prima vista con la musica, sì. Perché come racconti sì. si sente che hai questa... Sì, non volevo fare più niente, volevo solo imparare a suonare. Poi ho avuto un colpo di fortuna che era nel 44, dopo, e ho avuto un colpo che avevo uno zio prete che abbandonò la sua chiesa per andare gesuita a Roma, era su una piccola Santa Maria di Sala, provincia di Padova, ma la diocesi di Treviso, e aveva un bel pianoforte in canonica, nuovo l'aveva preso, così per la bellezza del pianoforte. E andò gesuita, mio papà ha dovuto portarsi a casa il pianoforte, ma non sapevamo dove metterlo perché la casa non era abbastanza grande, l'abbiamo portato da un altro zio, proprio nel mio paesetto. Abbiamo portato questo pianoforte, però quando ho visto il pianoforte dico, quello è proprio un miracolo. Io so che sopra ha chiamato mio zio, vai a fare gesuita, il pianoforte è venuto a casa mia e adesso lo faccio, allora dico. E allora ho detto, adesso suono il pianoforte. E qui i miei erano... No, non sapevano niente di piano, no? Avevamo una piccola campagna bellissima, praticamente eravamo contadini, mio papà era un contadino, no? Vero, un contadino, d'altra parte anche Giuseppe Verdi, è venuto fuori una famiglia di contadini. E quando ho sentito che volevo suonare il pianoforte, ma dico, ma è matto questo qui, nessuno ha mai studiato il pianoforte in campagna. E io dico, non vado più a scuola se non voglio imparare. Fortunatamente c'era una maestra sfolata da Treviso, che era una pianista, in un'altra casa di contadini. Erano due sorelle, una violinista e una pianista. E ne hanno detto a mio padre che c'era un insegnante proprio nel mio paese, del Conservatorio di Venezia, che poteva insegnarmi. E così ho preso le prime lezioni di pianoforte. Beh, dai tuoi racconti sembra proprio che i tuoi genitori ti hanno dato quell'input che è la forza della natura unita a questa fantasia musicale, e quindi hai unito queste cose. Sei nato a Treviso, sei trevigiano, anzi esattamente forse Dosson, no? A Casier. Ecco, qui sono i luoghi di questi bei racconti. Che adesso io abito a Dosson, ma Casier era il mio posto, sì. Ma loro l'hanno presa per gioco, pensavano. Io invece avevo preso sul serio, no? Quando è stato il momento di decidere cosa dovevo fare, se dovevo fare scuola. Io dico, io voglio suonare il pianoforte. No. Come fai a vivere? Le solite storie, no? Non si vive col pianoforte, la musica non si vive. E dico, caro mio, questo, io voglio suonare il pianoforte, Insomma, a un certo momento hanno ceduto, mi hanno lasciato andare avanti. Ma è stata dura. È stata dura. Ma a questo punto, insomma, dai tuoi racconti qua, vedo anche negli studi, cameraman, eccetera, sono tutti... presi da questa cosa, da questa fantasia, e sono racconti poi tra l'altro del tuo vissuto. Volevo chiederti un piacere, una cortesia, infatti siamo tutti curiosi di sentire un tuo brano al pianoforte, lo suoniamo con il pianoforte, questo magnifico pianoforte degli studi di Radio Veneto 1, un brano che... Ti faccio un piccolo, io adesso... A proposito, io sono ritornato dopo tanti anni, sono ritornato al pianoforte e ho fatto un disco anche di Bach, e adesso lo farò
lo inciderò fra poco. Ma anche Frédéric Chopin suoni. Sì. Adesso sono ritornato al pianoforte, e poi qui è un'altra storia. È un'altra storia che poi un'altra volta te la racconto. Un'altra volta, sicuramente. Io quando ero studente al Conservatorio di Venezia, no? Ho vinto una borsa di studio del conservatorio. Ogni anno davano a uno studente che si distingueva, e quell'anno però sull'organo, studiavo organo. Non avevo già fatto il diploma, però a parte, diciamo. E ho vinto un premio Rubinstein, e un anno me l'ha dato questo premio, e è venuto a darmi questa pergamena, no? Era un inverno freddo, mi ricordo nel salone del conservatorio, questo uomo con i capelli bianchi, mi sembrava ti moriva, talmente maestoso, no? Mi consegna questa pergamena e dopo mi fa: finito tutto, mi accompagneresti, dice, che io vado a prendere un caffè in piazza San Marco. Mamma mia, io dico. E il mio maestro, che era maestro dalla Libra, dice: vai. Va bene maestro, dice, ha visto che era un certo imbarazzo, no? Camminiamo, dice, ma io ho letto qua su che tu studiavi il pianoforte, come mai sei passato all'organo? E dico, maestro, sono andato, ho fatto il militare, avevo 19 anni e ho perso un anno. E fa un anno. Io dico, ho perso la tecnica, adesso come faccio io a diventare pianista? Ho perso un anno ma io ero troppo. Dice, poi Rubinstein mi fa, ma stai scherzando? Dice, un amico mio, dice, ha cominciato a suonare il pianoforte a 38 anni, adesso ne ha 45, famoso pianista, e tu a quell'età lì hai perso la tecnica. Ma peccato, però, dice, tu ce l'hai dentro il pianoforte. Dice, un giorno, magari quando avrai 80 anni, ritornerai al pianoforte. Ma non è stato vero, che adesso io ho 83 anni. Ho 83 anni. Ho cominciato il pianoforte. Non è mai troppo tardi. Bene, allora, Sergio De Pieri ci fa ascoltare il preludio dal clavicembalo ben temperato, il numero 1, il Do maggiore. Il Do maggiore? Sì. Buon ascolto.
E abbiamo ascoltato di Johann Sebastian Bach il preludio numero 1 in Do maggiore dal clavicembalo ben temperato, eseguito dal maestro Sergio De Pieri, che abbiamo qui fisicamente nei nostri studi di Radio Veneto 1. È veramente un onore. Questo preludio in Do maggiore è uno dei brani, diciamo, più famosi. Dell'arte. E perfino Gounod hanno fatto l'Ave Maria, l'Ave Maria di Gounod. Sarebbe Bach, insomma. Immagino che questo brano tu lo abbia anche suonato negli organi di tutto il mondo, anche a Sydney, perché spesso tu vai in Australia, no? Questo sarebbe più difficile adesso. Quando Bach scrisse questo il clavicembalo cioè quel tempo la claviera in inglese, ma il clavicembalo ben temperato, l'ha fatto per tastiera per tastiera. In quel tempo di Bach le tastiere erano il clavicordo, il clavicembalo, vari clavicembali, non c'era il pianoforte, però c'era la tastiera dell'organo. Però se tu trovi un organo meccanico di quel periodo che ha non tanti registri ma le sonorità splendide, viene fuori stupendamente sull'organo anche quello, perché per tastiera non c'è pedale. Ma lei suonati non tanto tempo fa, mi sembra, anche, no? Sì. Una serie di preludi. Sì, ho fatti 3 o 4 concerti per 12 preludi a fughe e la toccata a fuga col pianoforte, però col pianoforte è stato un divertimento, perché passare dall'organo al pianoforte sembra, però dà molta soddisfazione anche il pianoforte, che ne dicono. La tua scuola viene dalla scuola di Germani, di quella tradizione, diciamo, organistica di virtuosi organisti di grande fama internazionale. Sì, proprio il primo mio maestro. Cominciamo con i miei maestri prima. Io ho avuto qui a Treviso, io mi sono diplomato con un maestro, guarda, che era una meraviglia, era un uomo stupendo. Mi sono diplomato col maestro Luigi Pavan, privatamente. Prima di entrare in Trevigiano. Sì. È stato il maestro di tutti i musicisti di quel periodo lì nostro. Quanti ne ha insegnati, quanti diplomi ha fatto il maestro Pavan, non hai neanche l'idea. Perfino Pasut, il maestro Pasut. Dopo tutti quanti sono stati allievi nella sua scuola. E dopo io sono passato all'organo. No? Poi ha insegnato per molti anni invece nel nostro Conservatorio Benedetto Marcello. 20 anni. Hai fatto 20 anni al Conservatorio. Sì. E lì hai sfornato tantissimi grandi, bravissimi allievi. Sì. Penso che ne hai. Ma mi sembra che avevo avuto un allievo che si chiamava Giorgio Sini. Abbiamo scoperto, sì, sono stato tuo sei stato il mio maestro. Eri tu quando mi hai detto io adesso devo continuare a suonare il pianoforte, perché io avevo in mente anch'io il pianoforte, ti ho lasciato andare. Eri nella mia scuola d'organo. Era un po' discolo, però. Ma tu eri pianista proprio. Non volevi sapere delle canne dell'organo. L'amore per Chopin me l'hai dato tu. Almeno quello. Maestro Sergio De Pieri, tu hai sfornato tanti, anche tanti allievi, eccetera, però tra l'altro sei anche artefice, oltretutto, anche di festival anche importanti, tra cui anche questo importantissimo internazionale che è in Australia. Sì, so che sei più in Australia che a volte qui in Italia, metà sei in Australia. Quasi 9 mesi adesso, ho cominciato con 3 mesi, poi 4, poi 5, poi 6, adesso sono arrivato a 9 mesi, 7 mesi vado in Australia, 7, 8 mesi. E quindi è un mondo io ho un anche... festival però mi sono rifatto col pianoforte, anche perché ho un festival, ho inventato il mio festival. Che si chiama, scusa, diciamo Beethoven Festival a Melbourne. Oh. A 15 anni, ma il grande mio festival di tutta la musica, diciamo, qualsiasi genere, orchestre, cori, tutto, dal 1200 fino ai tempi nostri. È il festival di Ballarat. Sì. Che mi dicevi addirittura si fanno 2 concerti al giorno, 3. 3 concerti al giorno, mattina, pomeriggio e cucina la sera. E cucina. Io vorrei anche informare 30 concerti in 10 giorni. I nostri ascoltatori, che sei tra l'altro anche appassionati di cucina, sì, no? ma 25 anni.
L'anno prossimo. 25 anni ha fatto questo festival. L'anno prossimo sarà il 25esimo. Quindi sarà un grande... Perché tutti dicevano, il festival di musica classica dura 10 anni e poi... 25 anni. Dopo 10 anni cresceva, dico no, il mio festival non finisce adesso. Chissà quando finirà, siamo arrivati a 25 anni adesso. 25 anni, quindi con programmi poi vastissimi. Sì, sono sì. aperti anche con i concerti d'organo, concerti pianoforte, organo, orchestra, passioni di Bach, sì. tutto. Gli organi in Australia sono degli organi che hanno una buona sonorità, come sono? Certo, sono organi inglesi naturalmente, ma però abbiamo avuto anche un organaro a Melbourne nel 1850-60, dove ho ucciso anche io un disco lì e questo organaro studiò in quel tempo lì in Francia proprio l'organaria e ha fatto dei bellissimi organi con la timbrica francese un po'. E ne ha uno speciale, proprio l'organo di César Franck, bellissimo. Però proprio faceva organi meccanici con impronta un po' di sonorità tipiche inglesi, no? Ispirate un po' anche a qualche organo italiano antico. Ma è in Australia che c'è anche l'organo più grande del mondo, mi sembra? Sì, uno dei più grandi del mondo, a Sydney. Quante canne ha? Avrà... non so, di 20.000. 27.000 canne. E questo sono organi tra l'altro che hanno una lui ha 64 piedi, la canna più grossa. 64 piedi? È grosso, un tubo così grande, alto 60. E lì andrebbe bene sicuramente potrebbe suonare la famosa passacaglia, che poi è un tuo cavallo di battaglia, la passacaglia di Bach. Solo gli ultimi accordi fino a butti giù lontano. Si butta giù Melbourne, credo. Ho fatto un concerto ho fatto su quell'organo lì di Sydney, un concertone grosso, che alla fine ho fatto una fantasia fuga di Reger e alla fine ho messo i 64 piedi e lampadario del Town Hall cominciava a muoversi. Si muoveva. Tutti che guardavano sopra, ho tirato via di qua. Dico che non mi venga il lampadario in testa. E poi tra l'altro sei conosciuto soprattutto per il virtuosismo del punta-tacco, si dice, no? Andava molto di moda tanti anni fa. La pedaliera. Sì, andavano in moda. Gli organi meccanici non esistevano gli organi antichi, meccanici belli, no? Che li abbiamo preservati come quello di Calido. Poi l'arte organaria è arrivato la luce elettrica e dicono è meglio che facciamo la meccanica elettrica, cioè con un contatto elettrico. Che disastro. No, è come suonare un campanello elettrico e uno a mano che tiri. Ma non si capiva, dice che bellezza, però andavano forse bene per un certo repertorio romantico moderno. Ma dopo si è capito che non doveva essere più, difatti non fanno più, rarissimi fanno organi adesso. Io ti ho sentito suonare più di qualche volta appunto la passacaglia di Bach, che è un grande capolavoro, credo, insomma. Sì, bueno, e lo hai inciso qui, vedo che c'è un'incisione anche di questa passacaglia. Su un organo stupendo. Che organo è questo? È un organo Radeschi fatto a Meolo di Venezia, vicino qua a Treviso anche. È uno dei più bei organi che sono stati fatti nei ultimi 20 anni. La passacaglia che tra l'altro è un io ho voluto un organo giusto, no? Proprio per suonare Bach, cioè, perché sennò Bach ci vuole i registri, sonorità belle, classiche, no? E poi ci vuole il pedale, il pedale indipendente, con i suoi tromboni, cioè tutto a posto. Mi dicevi anche che comunque il tuo cavallo di battaglia, ma insomma fra i brani di Johann Sebastian Bach più rappresentativi, quelli che ti piacciono di più, proprio la passacaglia come capolavoro della storia. Ma anche la toccata e fuga in fa maggiore. E la toccata e fuga in fa maggiore anche quella è di un colosso, anche
Qual è il brano che preferisci? Dopo c'è anche quella, la fuga tripla, quella con 5 voci la fuga, con 5 voci la fuga. Sì. Ma poi il preludio è triplo, perché rappresenta il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che poi arrivano sul finale della fuga. Quella è la più grande fuga, preludio e fuga, naturalmente. La chiamano gli inglesi la Sant'Anna Fugue. Però il preludio è proprio la Santissima Trinità. E poi c'è il preludio fuga in re maggiore, quello che ha il pedale difficilissimo poi anche questo, bisogna calibrare bene punta tacco. Io l'ho fatto con un organo elettrico pneumatico sull'organo di Melbourne Town Hall e ho inciso anche quello, fortunatamente l'hanno ripreso. È interessante sentire Bach con un organo pneumatico di quei tempi, no? Si usava, avevi quello se volevi suonare qualche Bach. Tra l'altro, mentre stai parlando, dalla regia abbiamo mandato dei piccoli immagini delle tue foto, alcune delle tue esperienze, ma migliaia e migliaia di concerti che hai fatto poi in tutto il mondo, perché forse è una domanda così un po' particolare. Qual è l'organo che ti dà veramente vibrazione, che ti ha lasciato dipende, un organo di una città o di un paese o che mi dà proprio, cioè io sono innamorato dell'organo di San Nicolò per le musiche, stiamo a Treviso, per le musiche italiane, però non avendo un organo bacchiano, c'è uno bacchiano, ma ancora non ho avuto. Scusa, l'organo di Treviso di San Nicolò è cos'è? Una china? No? Callido. Un callido. Io ho fatto diversi. Quindi il callido è che insomma è il mio organo, di Treviso. Poi c'è un bellissimo organo in Duomo di Treviso fatto da Radeschi, che ha fatto quello di Meolo, però non ho avuto ancora l'opportunità di suonarlo in pubblico. Bene, allora ancora un piccolo gioiellino che ci regala il maestro Sergio De Pieri, ci fa emozionare. Ho visto qui tra i tuoi CD addirittura che spazi, perché sei poliedrico in tutto, parti appunto anche dalla musica antica fino ad arrivare ai nostri giorni. I Ligeti è un mio autore. Ligeti, ho visto una volta, ero un ragazzino del tuo allievo, il mio pezzo forte. Ho visto che c'era un brano che tu avevi suonato all'organo, c'erano le matite che si incastravano, si incastravano i tasti. Era una fantasia, per elettronica, musica elettronica. Sì, c'era la synthesizer, si chiamava. Synthesizer. Ho visto una matita che avevi collocato nell'organo. Era una fantasia di colori. Sei sempre stato aperto, voglio dire, a ogni. Sì, a me piace molto. Ma qui vedo tra l'altro Sergio De Pieri suona Morricone al pianoforte, naturalmente. Sì, perché quando sono ritornato, un mio amico che suona la chitarra e che si chiama famoso Massimo Scatulin, chitarrista, abbiamo avuto ospite anche qui. Mi mette sopra il pianoforte un giorno, viene lì, mi mette sopra il pianoforte dei spartiti di Morricone, degli arrangiamenti di Morricone, e dice: guarda un po' se ti interessa sta roba. E io l'ho provato. Dice: ma mi sono ricordato tutti i film che ho visto, di Sergio Leone. Mamma mia, l'armonica, quello che suona l'armonica, sì. Mi metto a suonare, mamma, mi sono immagato subito. Col mi, la diesis, mi, la diesis. E col pianoforte facevo un certo, poi tiravo via il pedale, mi sembrava di suonarlo io, no? Mi sembrava quello che. Mi è venuto in mente, ma dico, guarda, mi sono informato, non c'è nessun disco per pianoforte, perché tutti gli arrangiamenti sono con l'orchestra, capisci? Non hanno i pezzi, nessuno che sappia io. Mi sono informato, ho guardato anche su YouTube, non c'è niente. Qui vedo appunto una decina di brani che tu hai registrato di Morricone. Senti, allora ci fai questo
questo di ascoltare un brano al pianoforte una volta c'era l'America. Io con questo pianoforte posso farti solo sto pezzetto, con questo pezzettino qui devi avere un'idea, no? E quindi Sergio De Pieri c'era una volta l'America al pianoforte. È un film di Morricone, di Morricone, si chiama, uno dei film in America. Buon ascolto. E abbiamo ascoltato di Morricone Una volta c'era l'America, interpretato dal maestro Sergio De Pieri, al pianoforte e non all'organo, naturalmente, che è stato il suo primo amore, Chopin e il pianoforte, no? Possiamo dire così, vero? Sì. È vero. Ma ecco, nella tua lunga carriera hai avuto anche un'efficienza veramente di grande pregio, che ci ha fatto, insomma, fare, è vero. È vero, nel 2004. Nel 2005. Sì. È proprio la regina. Però ci puoi raccontare questa è un racconto anche interessante, poi, mi sembra. Si chiama, allora, in quel tempo era questa onorificenza, no? Non aveva un nome, era Sir in England, nell'Inghilterra. Era in Inghilterra in quel periodo? In Inghilterra, perché questa onorificenza dall'Australia, ma l'Australia, la nostra, è la regina d'Inghilterra. Capisci? Noi avevamo la regina d'Inghilterra dava questa onorificenza, e in Australia un suddito dell'Inghilterra era Sir, ma gli australiani adesso l'hanno cambiato, che si chiama OAM, che vuol dire Ordine Australia Medaglia, che è una roba che nessuno capisce niente, no? Questi testoni. Non era molto meglio lasciare Sir? Allora qualcuno, per vendicarsi, qualche mio amico, nel YouTube ha messo Sir Sergio De Pieri, perché OAM corrispondeva a questo titolo. E quando io ho visto, forse qualcuno si ricorda di quei tempi, perché è stato io credo che non credo che ci sia un altro italiano in Australia, forse sono l'unico che ha avuto questo. L'unico che ha avuto questa. Che io sappia, può darsi che dopo che ne salta data fuori. Data mano dalla regina. Sì. Ecco,
E naturalmente è stata una non festa. È cosa da poco, No, una festa, perché ti chiamano quando ti danno questa onorificenza. Ho dovuto andare a Sydney, no? Su un parco stupendo, del governatore, nella casa del governatore. Era una donna in quel periodo, e lì ti fanno una festa, c'è un concerto prima, poi ti chiamano uno per uno, ti raccontano le storie che hai fatto. Me l'ha dato perché ho promosso tanti autori che erano sconosciuti, musicisti italiani, per esempio Frescobaldi, i Gabrieli, Merolo, eccetera. Conoscevano Vivaldi, ma tutti gli altri grandi musicisti del 600, del 500, Monteverdi per esempio. E io li ho fatti conoscere organizzando questi festival, e poi ero insegnante all'università per 10 anni a Melbourne, e ero potuto attraverso la mia scuola anche impostare gli esami di questi organisti, nei diplomi, preparandoli anche con la musica veneziana e italiana, soprattutto Frescobaldi, che era il mago dell'organo, Frescobaldi, nel 600, organista a San Pietro in Roma. Aveva in un concerto Frescobaldi 30.000 persone in quel tempo. Adesso ci sono 30.000 persone che ascoltano le grandi Beatles. E questa è una cosa che a volte non sappiamo il motivo, oppure, vabbè, tra virgolette, forse si può anche capire, però la musica è partita qua è iniziata quasi dal Veneto, da Venezia. Venezia ha dato i natali a molte forme musicali anche. Sì, vuoi vedere la prima toccata per organo l'ho incisa io? E 2 paginette stupende di Andrea Gabrielli. Prima incisione mondiale di Andrea Gabrielli. Per tastiera. Meravigliosa. Non esisteva. Nessuna toccata prima, la prima toccata è arrivato e ha messo il nome. Perché Bach ha imparato sicuramente anche. Bach conosceva tutti, conosceva Frescobaldi. Ma Bach anche Vivaldi. Bach e Vivaldi l'ho preso poco lo stesso periodo più o meno, ma Bach ha copiato 5 concerti di Vivaldi trascritti per organo, si li ha trascritti lui, Bach ha trascritto. Famosi concerti appunto di Bach e Vivaldi. Bach e Vivaldi, sono bellissimi. Vedi che bellissimi, lui se li ha trascritti per capire anche lo stile del concerto e come scrivevano gli italiani. Dopo lui è andato avanti per conto suo con quelle toccatone e fughe e tutto il resto che per me Bach è il più grande genio che sia mai esistito per me. Bene. Per me, va bene. Caro Sergio De Pieri, il maestro di Farman Internazionale, per noi è stato un onore averti qui, siamo giunti un po' al termine di questa trasmissione. Poi hai parlato di musica con una simpatia, ma poi soprattutto con un'anima, una profondità meravigliosa, e questo è il messaggio, il tuo messaggio. Grazie Giorgio, grazie. Grazie a te maestro di essere venuto qui a trovarci. Naturalmente so che avrai un appuntamento importante in Australia, che tornerai in Australia per i 25 anni, mi sembra, del tuo festival. Sì, e quindi faremo l'apertura con San Matteo's Passion di Bach. Capolavoro, la passione. Secondo San Matteo. Aprirai con questa. Sì, l'apertura del festival. Va bene. Il mio festival. Del tuo festival, verrai a parlare qui poi dopo. E pensa che faremo la chiusura nella cattedrale di Ballarat. Pianoforte e orchestra, la chiusura col secondo concerto di Beethoven per piano e orchestra. Pianista? Chi si chiama? Anthony Halliday, che è un australiano. Sì. Orchestra? L'orchestra è l'orchestra di Melbourne. E l'apertura del concerto col nostro amico Paolo Tagliamento. Paolo Tagliamento. Col concerto che ha fatto a Vittorio Veneto. No. Concerto di Bruch, il numero 1 per violino e orchestra. Per violino. Che sono tutti i solisti di Radio Veneto 1. L'apertura del festival con lui, fantastico. E la chiusura con Beethoven. Caro maestro Sergio, ci hai
dato veramente delle grandi emozioni. Grazie. Ti ringraziamo ancora tantissimo. Naturalmente saluto tutti gli ascoltatori dagli studi di Radio Veneto 1, ancora un caro saluto e naturalmente spero di averti ancora grazie ancora qui. Giorgio, grazie. Il grande maestro Sergio De Pieri, un pezzo di storia dell'organo e ci ha portato in tutto il mondo grandi soddisfazioni. Grazie ancora a te.